Tu passas lento in mezzo a su logo con espacios timido de una memoria. Con su sole che cala piano, esos dedos que ya si preparando una strada in mezzo all'aria ci porta dentro al mistero e camminiamo lenti come il tempo che non ha fretta. Sos campos cantant con nosu, esas ruinas nos petant con paciencia. Camminare qui è come attraversare un tempo diverso. L'aria è leggera, i colori sono vivi e il silenzio non è mai vuoto. Ogni passo, in mezzo a questo mare di fiori, la Sardegna racconta, senza parole, e noi stiamo solo imparando ad ascoltarla. Caminamos lentos, con s'anima china de incuriosidade, i passi toccano la memoria. Bene, dopo una bella camminata in una valle fiorita e piena di vegetazione, siamo giunti al nuraghe Toccori nel comune di Macomer e siamo veramente grati, insomma, per questa possibilità che stiamo avendo di visitare questo nuraghe, e proviamo ad entrare e a vedere cosa ci si riserva all'interno. Stiamo entrando un pochino con fatica, vediamo verso l'alto quella che dovrebbe essere la Tolos svettata, con la vegetazione, insomma, che si sta sempre più impadronendo del nuraghe. Poi ci spostiamo pian piano verso sinistra, dove si trova l'immancabile scala o appunto corridoio circolare che porta verso l'alto, verso il secondo piano. Proviamo a guadagnare qualche passo in più per vedere la linea almeno del corridoio circolare che porta verso l'alto. Avanziamo lentamente
purtroppo è chiuso, c'è troppa vegetazione, quindi ci tocca rientrare. Termina qui questa puntata al nuraghe Tokori, che sì, ci ha permesso di vedere un bellissimo nuraghe, ma più che altro assistere ad uno spettacolo che è quello della natura, veramente meraviglioso. Vegetazione, prati fioriti. Continuate a seguirci sui nostri canali YouTube, profili Facebook, Instagram, TikTok. Che dire, alla prossima da questi magnifici territori. Ciao! Lentus, cum